Noi, questo Paese, non fa da troppo tempo le cose giuste che si devono fare. Io faccio solo un esempio. Quando prima dicevo che i nostri comuni hanno, in media, vado proprio così a occhio e croce in media, perché poi ognuno di noi ha le sue differenze, un trasferimento pro capite per cittadino medio di poco più di 100 euro contro una media nazionale di 250. Qui diciamo tutto, perché paghiamo ben di più della media nazionale pro capite come tasse, però riceviamo questo. Allora, in una famiglia si può mettere tutto in comune, si può anche dividere, ma almeno che la parte sia uguale perché ha dato di più e non di meno, quindi dovremmo almeno essere in media nazionale. Questa cosa qui si sa che esiste da decenni. Nel 92 hanno provato a fare un decreto legislativo che lo diceva, lo riconosceva e diceva che si doveva cominciare dal 92 a dare ogni anno di meno ai comuni sovradotati, che ricevevano una barca di soldi dallo Stato, per darli ai sottodotati come noi, che hanno così poco pro capite. Hanno sospeso questo decreto legislativo, legge dello Stato, altro che principi di una legge delega, l'hanno sospeso i governi che c'erano allora. Io al tempo neanche facevo, mi occupavo di politica, no, 92, fate voi un po' di storia, chi c'era? Sì, 92 era prima Repubblica ancora. Nel 95 sì, 96 Berlusconi giù 96. Lo sospendono, nel 95 ne fanno un altro, il decreto legge della manovra Dini, che poi viene convertito, altro sistema. Pensi che allora in quel provvedimento c'era la parola fabbisogni standardizzati, quella della legge delega sul federalismo, era già legge dello Stato e diceva ogni anno togliamo un 12° a quelli che hanno di più per distribuirlo a quelli che hanno di meno, dopo un anno fermo perché ovviamente si lamentavano quelli che venivano ridotti. Infine, ultimo tentativo nel 97 e da allora attendiamo. Ora, quei cittadini che prima si lamentavano dovrebbero anche informarsi prima di lamentarsi. Cosa costa a un comune aiutare le famiglie che hanno i bambini alla scuola materna, visto che non abbiamo le scuole materne statali? Cosa costa ai comuni mantenere un vecchietto senza familiari o d'altro in casa di riposo? Cosa costa sistemare le strade, mettere le piste ciclabili perché vogliamo che i nostri ragazzi vadano in sicurezza? Tutte queste cose, non abbiamo la bacchetta magica, stiamo lì 5 anni, chi 10 anni e ci proviamo, perché poi nell'amministrazione non siamo neanche politici, siamo gente che deve risolvere problemi, io stessa sono a capo di una lista civica. Ecco, allora il cittadino non può andare in questo momento ci vengono in ufficio a tutti noi, perdono il posto di lavoro, non sanno come pagare l'affitto, c'è questa situazione. Dove li troviamo i soldi se non ci vengono ripartiti in modo più equo?